Mercoledì 12 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano ed Emanuela Corsi, buongiorno. Stamattina ci occuperemo di giovani giornalisti che crescono. C'è un progetto che è destinato alle scuole, finanziato anche dalla Regione. E poi scopriremo anche nel corso della nostra mattinata qualcosa in più del nostro mare attraverso l'idrografia. E ci dedicheremo anche al fico d'India, a quelle che sono le nuove applicazioni e anche l'utilizzo, non solo il frutto. Scopriremo cosa si può fare con gli scarti proprio del fico d'India. Ma intanto cominciamo subito la nostra giornata con le notizie che riguardano la cronaca. 16 persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione antimafia che è stata coordinata dalla DDA di Catania ed effettuata a Vittoria. Ad eseguirlo sono stati i finanzieri del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio e illecita concorrenza con minaccia e violenza anche. Maggiori dettagli nel corso della giornata nei nostri telegiornali. E adesso invece la sentenza di condanna per Bonafede prestò l'identità al boss Messina Denaro. È stato condannato a 14 anni di carcere Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara. Intanto la procura, in un separato processo, ha chiesto la condanna a 15 anni per la cugina Laura Bonafede, amante storica dell'ex Primula Rossa. L'uomo che prestò l'identità a Matteo Messina Denaro, il geometra di Campobello di Mazara Andrea Bonafede, è stato condannato dal GUP di Palermo a 14 anni di carcere, dopo la condanna a 13 anni inflitta a Lorena Lancieri, vivandiera e tra le amanti del boss. È la pena più pesante combinata ai cosiddetti fiancheggiatori che negli anni hanno sostenuto e protetto Matteo Messina Denaro. Bonafede era imputato di associazione mafiosa e concorso in falso. L'accusa era rappresentata dai PM Gianluca De Leo e Piero Padova. La procura di Palermo in una delle ultime udienze aveva depositato nuove prove a carico dell'imputato. Il GUP, che il 13 maggio avrebbe dovuto emettere la sentenza, si era così riservato sull'ammissione delle acquisizioni dei PM, rinviando prima al 20 maggio e poi ad oggi il verdetto. Dagli elementi raccolti dai magistrati è venuto fuori infatti che Bonafede era a disposizione del capomafia prima del suo arresto. Indagando su un altro prestanome del capomafia, l'architetto Massimo Gentile, che avrebbe ceduto la propria identità al boss per comprare un'auto nel 2014, i magistrati hanno scoperto che il veicolo nel 2017 venne intestato alla madre di Bonafede, segno che tra i due c'erano rapporti già allora. Ma non solo. La prima casa di Campobello in cui Messina Denaro ha vissuto venne affittata a nome di Andrea Bonafede nel 2007, fatto questo confermato dall'ex convivente dell'imputato, che ha detto agli inquirenti che il geometra non ha mai abitato nell'appartamento avendo convissuto con lei nonostante pagasse il canone. Sempre la procura di Palermo in un separato processo ha chiesto poi, a conclusione della requisitoria dei PM Padova e De Leo, la condanna a 15 anni per la cugina del geometra, Laura Bonafede, amante storica del capomafia. Alla donna, arrestata ad aprile 2023, inizialmente era stato contestato il reato di favoreggiamento aggravato, modificato nel corso delle indagini in quello di associazione mafiosa. E adesso voltiamo pagina, siamo a Catania, vi mostriamo le difficoltà di movimento dei diversamente abili. Addirittura diverse stazioni della metropolitana sono off limits per i portatori di handicap, mentre nella fermata di Cibali è quasi un'impresa prendere l'ascensore. Anarchia, sosta selvaggia, barriere architettoniche. Sono almeno 3 a Catania le complicazioni per i diversamente abili, a cui si aggiunge un altro ostacolo, ovvero muoversi in metropolitana. Mobilità insostenibile per chi si sposta in carrozzina, con la tratta poco inclusiva tra Stesicoro e Nesima. In attesa di consegnare le stazioni Fontana e Montepo, lo si vede nel pannello, per i disabili è off limits l'accesso alle stazioni Galatea, Italia, Giuffrida e Borgo. Praticamente sono impossibilitati a raggiungere il centro cittadino. Si parla tanto di mobilità sostenibile, eppure ancora oggi nel 2024 raggiungere il centro della città con la metropolitana per una persona con disabilità è impossibile, in quanto le fermate della metro sono inaccessibili. Tutto ciò è non solo insostenibile ma anche vergognoso.
Nella fermata Cibali, questa volta con il logo della carrozzina, non mancano altre difficoltà. In questo caso l'ascensore nel terminal di via Bergamo c'è, ma il pulsante è disabilitato per scendere ai piani sotterranei e manca pure la targhetta per chiedere l'intervento del personale autorizzato. Dopo aver pigiato il pulsantino per l'ascensore non è arrivato, non si azionava. A quel punto abbiamo cercato di trovare un numero, qualcosa per poter contattare qualcuno, ma non c'è nessun tipo di riferimento. Per tutti, niente servizi igienici in metro. Che non ci sono qui, ma anche nelle altre sono assenti. E questa è una cosa tutta nostra catanese. Niente metro. Per raggiungere Borgo o Corsa Italia, per fare un esempio, bisogna quindi servirsi di strade e marciapiedi, e sono dolori, come nel caso della circonvallazione di Catania, dove pali, aiuole e scalini non permettono il transito e rappresentano un ostacolo difficile da raggirare. E adesso siamo alla rassegna stampa, cominciamo come ogni mattina con i quotidiani regionali, vado da Emanuela Corsi. Partiamo proprio dal tema della metropolitana di Catania, Angelo, quindi vediamo la pagina della provincia di Catania della Sicilia. Metropolitana, presto nuovi tasselli, è prevista entro la fine del mese l'attesa apertura delle fermate Fontana e Monte Po, ma intanto trasferta al Ministero dei Trasporti per il direttore generale Fiore, che potrebbe portare importanti novità. E vediamo quali sono queste novità nel tavolo romano. Si sta parlando soprattutto dello stallo da superare per le tratte da Montepo a Misterbianco e poi del secondo lotto da Stesicoro, che deve portare direttamente all'aeroporto Vincenzo Bellini, una tratta appunto della metro che è rimasta bloccata da mesi. Poi ne abbiamo parlato anche proprio a Buongiorno Sicilia direttamente con Fiore. Vediamo le altre notizie appunto della provincia di Catania. La denuncia in via Empedocle, di notte rubano carburante da auto in sosta. E poi viabilità e sicurezza, non c'è soltanto la circonvallazione, ma ci sono chiaramente altre strade della città dove bisognerebbe attenzionare appunto quello che è il discorso della sicurezza, soprattutto pedonale. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia e quindi i temi in generale. Intanto Europa al bivio, destra moderata con i lepenisti. C'è la Francia sotto i riflettori in questo momento dopo le elezioni europee. Francia che tra l'altro si appresta ad andare nuovamente al voto per le legislative proprio a fine mese, primi di luglio. Quindi terremoto in Francia, Macron resiste, anche le borse temono l'effetto dell'intesa. E poi questa notizia terribile, vediamo in questa foto il piccolo Evan, un bambino siciliano che è morto nel 2020 a causa delle percosse causate dal compagno della madre. Bambino ucciso di botte, ergastolo a madre e patrigno. In appello l'orrore di Rosolini. Vediamo nel taglio centrale Sua Altezza, la fotonotizia è dedicata a Jimbo Tamberi, nella leggenda che si conferma re del salto in alto agli europei. Anche Mattarella nello stadio in delirio e Battocletti, fantastico bis invece sui 10.000. Devo dire che ieri è stata un'altra giornata da ricordare per lo sport italiano, per l'atletica italiana, che in questi europei sta veramente centrando risultati importanti, non solo ovviamente Tamberi, ma nei giorni scorsi e anche ieri ci sono state medaglie d'oro ma anche d'argento. Insomma è un'edizione che sta riservando tantissime e bellissime soddisfazioni, dobbiamo dire, ai colori azzurri, e la testimonianza è proprio la foto di Mattarella che ha gioito assieme a Tamberi, ma insieme a tutti, proprio tutti allo stadio. Beh, possiamo dire più in generale che questo è un momento d'oro un po' per lo sport italiano. Non esiste solo il calcio, chiaramente abbiamo visto anche le gioie che ci ha regalato il tennis, adesso appunto gli europei di atletica, insomma bene.
non possiamo far altro che guardare con fiducia al futuro. Invece parliamo adesso di politica, perché adesso dopo il voto, insomma, bisogna capire cosa succederà nella regione. Tamaio, che è stato ribattezzato Mister Preferenza, il più votato in Sicilia in questa tornata elettorale alle europee, riflette sul discorso se lasciare insomma, la giunta regionale e quindi andare in Europa, oppure rimanere appunto al suo posto e dare spazio alla terza classificata, tra virgolette, la terza più votata della lista di Forza Italia, cioè Caterina Chinnici. Quindi Tamaio riflette e Chinnici aspetta il piano B. Lei assessora alla salute, giunta chi esce e chi può entrare. Quindi ora vedremo cosa potrebbe accadere in questo articolo della Sicilia. E poi c'è De Luca, sconfitto, addio sogni da leader nazionale, regione, primarie di coalizione nel 2026. Ancora altre notizie: favoreggiamento, condannato l'alias di Messina Denaro, chiesti 15 anni per invece l'amante della boss. A Reggio Calabria un caso di mala politica e soprattutto di intrecci con la criminalità organizzata, affari tra politica e 'ndrangheta, indagati il sindaco Dem di Reggio Calabria, Falco Matà, e il capogruppo di Fratelli d'Italia. E poi, per quanto riguarda la previdenza, nuove simulazioni per quanto riguarda la pensione. E non sono belle notizie. Non sono belle notizie, perché chi ha 30 anni, secondo quello che è il quadro attuale, andrà in pensione soltanto a 70 anni. Andiamo a vedere, c'è un'altra notizia carina che vediamo qui in prima pagina in alto. Io eroe per caso, è un gelataio che è diventato l'uomo del giorno grazie a questa foto che è stata scattata, pensa, sulla A18, automobilisti in coda come tutti i giorni purtroppo per i tanti cantieri che ci sono. Ecco, lui gelataio rinfresca con le granite gli automobilisti che sono bloccati in coda. Anche questo accade nella nostra regione. Intanto andiamo a vedere la politica all'interno della Sicilia, quindi Tamaio che riflette, Chinnici che aspetta il piano B. Dicevamo, lei potrebbe essere assessore alla salute, eletti da rimpiazzare e appetiti dei partiti, impazza il Toto Rimpasto. Vediamo chi potrebbe, anzi chi dovrebbe uscire, scrive la Sicilia. Intanto Marco Falcone, assessore di Forza Italia, che è stato il secondo più eletto nella lista di Forza Italia Noi Moderati. Poi Elena Pagana, assessore di Fratelli d'Italia, Giovanna Vola, assessore alla salute di Forza Italia, e poi Andrea Messina, assessore della DC. Chi potrebbe entrare? Dicevamo Caterina Chinnici, eurodeputata di Forza Italia, poi Giusy Savarino, deputata di Fratelli d'Italia, Giovanni Lavia, ex eurodeputato, e Ignazio Abbate, deputato DC, che dovrebbe sostituire in questo caso Andrea Messina. Questo appunto è il totonomi che fa oggi la Sicilia. Poi andiamo a vedere invece la cronaca. Intanto condannato l'alias di Messina Denaro, Andrea Bonafede, chiesti 15 anni per l'amante, i favoreggiatori e gli amici del boss alla sbarra appunto nel processo in corso. Uccisero Evan, ergastolo in appello. L'orrore per madre e patrigno del bimbo di 1 anno e mezzo, morto di botte nel 2020 a Rosolini. I giudici di secondo grado non hanno fatto sconti, nonostante a loro sia stata riconosciuta la semi-infermità mentale. Il bambino, ricordiamo, di 1 anno e mezzo è morto il 17 agosto del 2020 a causa delle conseguenze fisiche di percosse e dei maltrattamenti subiti. Sono delle notizie difficili da leggere anche per noi che tutti i giorni purtroppo ci confrontiamo con queste storie, ma veramente non ci sono parole. Andiamo a vedere altre notizie. Operazione della Guardia Costiera, 7 tonnellate di tonno rosso sequestrate da Messina a Portopalo, e poi c'è questa denuncia della SAPPE
Allarme a Lucciardone, trovata una busta con 14 smartphone che dovevano essere appunto introdotti per i detenuti. Code sulla A18, il gelataio che diventa un'oasi di ristoro tra disservizi e brioche. Zio Orazio, si chiama così, presta soccorso degli automobilisti e lui dice però spero di non incrociare mai più file. Lavoro da 30 anni tra Fiumefreddo e Calatabbiano, restare incastrato capita spesso, soprattutto ormai da molti mesi, perché dicevamo la A18 è una dei tratti autostradali maggiormente interessato da cantiere aperto da più di un anno. Il metodo antistress: c'era un blocco ed ero sceso per farcire una brioche, poi alcuni si sono accodati, insomma, in attesa di poter transitare. Qualcuno ne ha approfittato per questa pausa gelato. Vediamo la Gazzetta del Sud, la mappa del voto europeo a Messina. La città era GX, un'analisi mirata all'esito delle varie sezioni, chi ha vinto e dove. E intanto c'è il silenzio di De Luca, sorrisi e frizioni nel PD, tradimenti nella Lega. Andiamo a vedere appunto la mappa del voto europeo in città. Tra i deluchiani convivono umori diversi, nel PD sospetti sui numeri di lupo, segnali di fuoco dentro la Lega, in Forza Italia c'è il marco anche dei genovesiani. E questo è il grafico appunto che viene pubblicato oggi sulla Gazzetta del Sud. Libertà e quindi Sud chiama Nord, resta comunque il primo partito, lo vediamo qui in viola. Rispetto poi a tutti gli altri partiti che si sono presentati alle europee. E poi Schifani che detta le condizioni del rimpasto, c'è il pressing di Fratelli d'Italia e la sostituzione soprattutto di Marco Falcone, che è stato eletto eurodeputato. Il governatore fissa i criteri che ispireranno le scelte dei nuovi assessori regionali. Il Giornale di Sicilia, ecco qui, parte il pressing su Schifani. Il presidente non intende spostare gli equilibri della sua squadra, ma gli alleati sgomitano. La Lega punta i piedi su Turano, la Savarino potrebbe prendere il posto della Pagana. Agli archivi il voto per le europee, si apre la difficile partita del rimpasto nella giunta regionale, traballa anche la poltrona di Scarpinato. E poi all'Ars invece, diciamo, dopo questo stop dei lavori causato da questa tornata elettorale, spunta una manovra adesso da 200 milioni, quindi dovrebbe ripartire un po' anche il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana. Vediamo la Repubblica di Palermo. In alto quindi coca e hashish si comprano su Telegram, questa è l'inchiesta di oggi del Quotidiano, pagamenti addirittura con PayPal, quindi tutto tracciato, tra l'altro, consegne a casa, indagini difficili, l'app di messaggi ha sede a Dubai. E poi il dopo elezioni, PD e Fratelli d'Italia, i giganti malati. L'effetto Schlein si è fermato al di là dello stretto, risultati deludenti, tra i big c'è già aria di congresso. I meloniani superati da Forza Italia adesso si spaccano, nel mirino ci sono i due coordinatori. C'è questa anomalia siciliana dove nella nostra regione appunto ci sono due coordinatori del partito, meglio un leader unico. E poi c'è Bartolo, ex eurodeputato di Dem, che accusa: noi Dem non siamo riusciti a parlare ai giovani. E poi invece prima abbiamo visto come ha votato Messina, la città di Messina, su Repubblica Palermo. A Palermo un voto multicolore, 4 partiti si dividono la città. Se abbiamo ancora qualche minuto, vediamo velocemente appunto ecco cosa è successo dopo il voto. Dicevamo intanto la situazione di Fratelli d'Italia. Repubblica scrive: Fratelli rivali d'Italia, la non vittoria siciliana apre le ostilità. Accuse, veleni e dossier, perché da un lato c'è l'asse Varchi-Galvagno, il presidente dell'Ars vicino alla Russa, appunto leggiamo che è tra gli uomini più forti del partito in questo momento, che è in conflitto però con i coordinatori Cannella e Pogliese. Spunta l'ipotesi di una guida unica, il caso Palermo, meloniano
italiani che arrivano soltanto quarti appunto nel capoluogo della regione. C'è un'intervista anche a Manlio Messina, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che dice insomma appunto a proposito di questo risultato sicuramente c'è da fare una riflessione. Poi lui dice certo a Catania c'erano 2 candidati catanesi, a Palermo c'era soltanto uno, e poi Tamaio che ha preso tutti questi voti. Lui dice ci sta un po' di drenaggio. Nel titolo Forza Italia in testa, la lista secondo Messina aveva più partiti e quindi giustifica appunto questo sorpasso rispetto a Forza Italia. C'è stato più voto da diverse parti? Sì, da noi moderati appunto e tante altre correnti che sono confluite all'interno di questa unica lista. Ci fermiamo qui con le notizie che arrivano dai quotidiani regionali. Noi fra poco torniamo per vedere e leggere invece le notizie che arrivano dall'Italia e dall'estero con la rassegna stampa nazionale curata sempre da Emanuela Corsi. A fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme con Buongiorno Sicilia, torniamo ai quotidiani in edicola con Emanuela che adesso però ci fa il punto della situazione sulle notizie più importanti sui giornali nazionali. Sì, l'abbiamo visto già prima, un anticipo di quello che poi è uno dei temi principali di oggi, soprattutto l'apertura di tanti quotidiani, cioè cosa sta succedendo in Francia dopo il voto europeo e in vista delle elezioni legislative tra poche settimane, ma soprattutto sotto i riflettori c'è Macron. Asse a destra contro Macron, scrive il Corriere della Sera. Annuncio shock intanto dei repubblicani che alle legislative andranno con Le Pen. È rivolta, il presidente però ha detto non mi dimetto anche se dovessi perdere. E poi invece per quanto riguarda l'Europa, von der Leyen guarda a Meloni per il bis a Bruxelles. Lo scenario su nuovi vice commissari. Poi all'interno del Corriere vediamo l'intervista con Tajani che dice Marine, siamo ancora lontani, riferendosi appunto a Le Pen. Ancora la Premier e l'incontro, ricordiamoci che l'Italia è uno degli stati appunto che fa parte del G7, che tra l'altro inizierà domani e che ospiterà appunto i big del mondo, lusso e controlli nel resort del G7, quindi c'è fibrillazione per questo grande evento politico. E poi il PD, il Dem Giorgio Gori che parla al Corriere, dice il PD si rivolga a centristi e AVS. E l'intervista a Confalonieri che parla di Berlusconi ad un anno dalla dipartita appunto del Cavaliere. Vediamo nel taglio centrale questa foto legata agli europei di atletica, quindi Tamberi, salto d'oro e show, Battocletti, regina dei 10.000 Tra l'altro aveva vinto anche i 5.000 qualche giorno fa, quindi insomma un bis per lei. Sì, Nadia Battocletti appunto la vediamo qua in questa foto nel tondo oro anche nei 10.000 metri e quindi azzurri protagonisti, festa e abbraccio con Mattarella che abbiamo visto prima. Una notizia che arriva dall'estero e che è destinata anche a minare un po' quelle che sono le presidenziali degli Stati Uniti, perché il figlio di Biden è stato condannato. Lui deteneva una pistola illegalmente, quindi la pistola, la droga, Biden Jr. colpevole, adesso rischia 25 anni. Il commento del padre è stato accetto il verdetto. Ora bisognerà capire se questo avrà delle influenze sulla campagna elettorale in corso negli Stati Uniti. Cioè, dall'altra parte non si sta meglio, perché no. Sappiamo che Trump è già stato condannato. Qui c'è il figlio che è condannato, dall'altro lato c'è direttamente il candidato, quindi insomma non è che sono delle elezioni un po' particolari, se proprio dobbiamo definirle in qualche modo. Poi una notizia drammatica, l'ennesimo femminicidio, uccide la moglie e va in caserma con il cadavere in macchina. Lui si è costituito
ha detto appunto che il cadavere della moglie era nella sua auto, lei voleva l'affido dei figli, quindi dietro questa storia c'erano delle liti proprio per chi dovesse avere la potestà genitoriale appunto dei figli. Andiamo a vedere all'interno quindi la situazione in Francia. Macron all'attacco: non mi dimetterò, gioco per vincere. Prima indice una conferenza stampa, poi la rimanda a oggi, quindi oggi occhi puntati sulla Francia per capire cosa dirà il presidente francese. Non abbiate paura, votate. I sondaggi avevano previsto lo sconvolgimento delle europee, il mio è un gesto di grande fiducia nei confronti del popolo francese, queste sono le sue parole. E poi due scenari per il continente: normalizzare questa destra potrebbe non bastare all'Unione Europea. Goulard, dice il capo di Stato, resterà al potere con ogni risultato. E poi questo caso, cioè dei repubblicani che si accordano, che si uniscono a Le Pen, quindi accordo con Le Pen, ma il leader dei gollisti manda in crisi il partito e Marion gela la zia, rivolta dei repubblicani contro il presidente Eric Ciotti, appunto la guida che guida il partito dal 2022, che vuole allearsi con Rassemblement, appunto il partito di destra. E poi la nipote Marion Maréchal, che è la numero 2 di Reconquête, un altro partito appunto sotto i riflettori in questo momento di questa situazione particolare che si è creata in Francia. E poi questo enfant prodige che è Jordan Bardella, il presidente appunto di Rassemblement, no scusami, di Rassemblement, sì, ecco, ci siamo persi un po' con i nomi. Il partito di destra, quindi il delfino che è stato designato da Le Pen. Questa è la situazione in Francia, in attesa appunto di vedere cosa succederà con il prossimo voto. E anche Avvenire parla della situazione francese, scrive: Macron resta solo. I neogollisti lanciano un patto con Le Pen contro il presidente uscito sconfitto dal voto dell'Unione Europea. E poi Meloni pronta a trattare al G7, l'appello dei vescovi pugliesi: serve speranza, siate audaci. Appunto G7 che si terrà in Puglia. I popolari intanto stringono per la rielezione di von der Leyen e il socialista Costa in pole position per il Consiglio. Il manifesto, vediamo: fronte retro, l'azzardo elettorale di Macron contro l'onda nera manda in tilt gli schieramenti. Il leader dei repubblicani rompe il tabù e apre a Le Pen, ma il suo partito alza le barricate. Estrema destra divisa, a sinistra il fronte popolare alla prova delle liste. La Francia rischia un salto nel buio adesso. E poi invece per quanto riguarda il nostro paese, in Parlamento si riparte con i lavori e quindi riprende subito la corsa di premierato e autonomia, la destra che accelera sulle riforme. La Repubblica, involuzione francese, scrive così: accordo tra il Rassemblement National e i repubblicani di Eric Ciotti sul voto politico di fine mese. È una svolta che lacera i gollisti e scuote Parigi. E poi vigilia del G7, gli Stati Uniti parlano di intesa sugli asset russi, agli europei la difesa aerea di Kiev, mentre un sottomarino nucleare di Mosca è vicino adesso alla Florida. E poi Meloni: i contatti segreti con Marine Le Pen e la tentazione di tradire von der Leyen. Questi sono gli scenari che potrebbero configurarsi da qui a breve. Insomma, vedremo anche nelle prossime settimane cosa succederà, chi si avvicinerà a chi. Nel taglio centrale, Hunter Biden giudicato colpevole, il figlio del presidente degli Stati Uniti, appunto il verdetto che inguaia il padre Joe. Vediamo all'interno di Repubblica di oggi cosa succede all'economia europea intanto e italiana dopo il voto. Sale lo spread, scende la borsa. Fratelli d'Italia attacca la BCE.
e chiede tagli ai tassi. Lagarde fredda su un nuovo ribasso, il Tesoro tranquillizza, normale oscillazione. Ma andiamo a vedere questo tema appunto finanziario che troviamo anche su Il Sole 24 Ore. Ecco qui il voto europeo spinge lo spread a 150. Piazza Affari sotto i 34.000 punti, ma non godono di buona salute anche le altre borse appunto il giorno dopo il voto. Milano Finanza, Le Pen spaventa i mercati. Goldman Sachs teme la vittoria dell'estrema destra in Francia. Un esecutivo sovranista a Parigi può ostacolare il percorso verso il debito comune. Male le principali borse in Unione Europea. Milano è la peggiore con meno 1,9. Lo spread intanto che sale a 145 punti. Quindi diciamo che le borse non hanno gradito, forse non hanno accolto bene questo voto europeo. Vediamo la stampa, torniamo ai fatti appunto di casa nostra e quindi le pensioni in primo piano. Meloni che boccia quota 41, riforma schiaffa Salvini. Giorgetti e la Premier puntano tutto su taglio del cuneo fiscale e sgravi per il lavoro. Intanto domani al via in Italia il G7, tensioni con la Cina e su Putin. Commissario dell'Unione Europea, c'è l'ipotesi Colao o Cingolani. Il secolo XIX, anche qui pensioni, salta quota 41, la priorità è il cuneo fiscale. Velocemente vediamo le altre aperture. Libero invece si concentra sul Movimento 5 Stelle che è uscito sconfitto da questa tornata elettorale. Conte pronto a lasciare, l'ex premier assediato dai suoi, perfino Travaglio lo affossa e ha percentuali da Lidl. Si parla di guida alla Raggi e lui annuncia: se sono un problema me ne vado. Anche la notizia, vediamo Conte pronto a farmi da parte, ma i parlamentari lo blindano. Ancora l'Unità, te ne vai o no? Conte ora è solo, pure Travaglio lo ha abbandonato e vediamo appunto il Fatto Quotidiano e quindi la posizione anche di Travaglio. I 5 Stelle fermano Conte, resti, nuove regole, Ricciardi come rifondarli. Ecco, serve una rifondazione secondo l'ex direttore del Mulino. E poi c'è in primo piano questa notizia, dicevamo, voti mafiosi a Fratelli d'Italia e PD. Meno votano meglio è, indagati il sindaco Dem di Reggio Calabria Falco Matà e il big meloniano. Andiamo a vederlo anche sul giornale. Ecco qui, Reggio Calabria, sindaco PD nei guai, aiutò la 'ndrangheta per vincere. Ci fermiamo qui. Grazie, grazie. Allora Emanuela, torniamo da te nel corso della giornata, poi noi ci rivediamo fra pochissimo. Intanto andiamo a vedere il meteo, che tempo ci aspetta oggi e anche nei prossimi giorni. Saremo in studio fra pochissimo con il primo degli argomenti di oggi. Parleremo di giovani giornalisti che crescono. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo da Daniele Berlusconi. L'Italia rimane divisa in due anche mercoledì, con il nord alle prese con instabilità diffusa, acquazzoni e temporali anche forti, e il centro-sud invece con tempo più stabile, asciutto e soleggiato. Anche in Sicilia la giornata sarà asciutta, soleggiata, seppur con il passaggio di qualche nube alta e stratificata che poi verso sera sarà anche un po' più compatta e potrà dar luogo a qualche goccia nelle aree interne montuose. Clima sempre molto caldo, temperature oltre i 33-35 gradi nelle aree interne. La situazione non cambia nella giornata di giovedì, che vedrà sempre l'anticiclone protagonista sulla Sicilia, dunque tanto sole per tutta la giornata, ventilazione generalmente di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Proseguirà il caldo con temperature che si mantengono stazionarie, dunque su valori anche intorno ai 35 gradi nelle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, i primi ospiti della mattinata. Accanto a me c'è Mirko Viola. Buongiorno Mirko Viola, buongiorno. Esperto di cittadinanza attiva, e poi ancora Salvo Messina, che è il presidente dell'associazione Catania Lab. Buongiorno. Ma per parlare di giovani giornalisti che crescono, ci colleghiamo adesso con il professore Mario Barbarino. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi. Grazie, con lui c'è Riccardo Oliveri, che è uno studente che ha partecipato a questo progetto. Adesso cerchiamo di capire, spiegare in che cosa vi siete cimentati, voi soprattutto giovanissimi. Intanto vorrei cominciare dallo studio, perché Studenti Reporter on Air è questo progetto che si è concretizzato, che si è realizzato grazie alla collaborazione anche dei licei, dei ragazzi dei licei, 75 credo, poco più di 70, hanno lavorato insieme i ragazzi dell'Istituto Boggiolera di Catania, del Vaccarini di Catania, assieme anche ad un altro istituto che è invece l'Istituto Giuseppe Mazzini, se non dico male, no? Credo il ragazzo dell'istituto Giuseppe Mazzini, quindi tutti insieme per cercare di capire come si fa il giornalismo, come nasce, per chi ci si avvicina a questa professione. Questo lo chiederemo allo studente e al docente che diciamo collegato, che sono collegati con noi. Ma intanto l'esigenza, parto da Mirko Viola, di instillare nei ragazzi l'amore per una professione, per un lavoro che sta cambiando rapidamente, e quindi servono nuovi strumenti. Per avere nuovi strumenti serve anche la conoscenza, e quindi la scuola arriva in soccorso. Innanzitutto instillare la convinzione che le cose possono cambiare, nel senso che non tutto è già deciso, è già stabilito, e avere visto 75 ragazzi così pieni di entusiasmo nello scoprire che prima di loro e anche adesso ci sono persone che si impegnano quotidianamente per cambiare le cose, per cercare di capire innanzitutto le cose e poi intervenire con delle soluzioni efficaci, ha risvegliato in loro il desiderio di fare la loro parte. Quindi il progetto sostanzialmente è consistito in questo, nell'aiutarli ad attrezzarsi degli strumenti giusti per interpretare il contesto, capire le cause dei problemi, cercare di dare una forma ai loro desideri e alle loro idee, e poi mettere in pratica le loro azioni attraverso lo strumento tipico del reporter, che è quello della investigazione, quindi approfondire gli argomenti e cercare di elaborare delle puntate radiofoniche che possiamo già ascoltare su studentireporter.it, dove vengono affrontate le tematiche anche con l'aiuto di stakeholder ed esponenti delle istituzioni che hanno risposto alle loro domande, ai loro approfondimenti, e dato anche dei feedback interessanti a tante proposte che sono emerse veramente su tematiche tra le più varie. Nell'attrezzare questi ragazzi credo che Salvo Messina ci può dare diciamo la conferma che l'associazione Catania Lab ha contribuito, no? in qualche modo a fornire gli strumenti. Dobbiamo dire che ha partecipato anche alla Regione Siciliana, certo, fondamentale, che ha finanziato, certo, il progetto. È fondamentale, e mi permette di dire questo, dottore, è bello vedere come i soldi pubblici vengono spesi con una ricaduta distributiva per giovani energie, perché a fianco dei 75 studenti coinvolti in questa seconda edizione, che sommati ai 75 della prima edizione che è stata fatta nel 2019-2020, abbiamo coinvolto più di 150 studenti. Ma accanto agli studenti ci sono... Scusa, la interrompo, mentre sì, lei parla, c'è una riunione di redazione, quella che stiamo vedendo. Esatto. A fianco agli studenti abbiamo coinvolto anche giovani professionalità. Spiegare ai ragazzi come si fa un podcast. Intanto spiega loro che la comunicazione non è buttare un post su Facebook, è un lavoro, è fare, è un mestiere. E questo mestiere si fa coinvolgendo professionalità differenti, che nel caso specifico hanno coinvolto dall'attivista di cittadinanza al tecnico di post-produzione di podcast. Quindi tutti ragazzi giovani che si sono voluti scommettere in questa cosa e che quindi hanno creato una rete molto bella, molto complessa, ma utile a portare avanti il progetto. Quindi noi siamo molto orgogliosi di questa cosa. È un termine, diciamo, che si usa molto oggi nella comunicazione. Adesso vado a Val Guarnera, vado dal professore Barbarino. Buongiorno professore, con lei c'è anche Riccardo Oliveri. Comincerei dal professore, perché voglio dire, fare una
riunione di redazione, voi avete realizzato, c'è un progetto nuovo, un telegiornale dei ragazzi, e fare un TG comporta tanto impegno, perché non solo si fa la riunione, si decidono i temi dei servizi poi da fare, lo facciamo quotidianamente, lo facciamo più volte durante la giornata, però poi c'è la realizzazione pratica. La realizzazione pratica significa intanto focalizzarsi su quello che è intanto l'argomento, sviluppare questo argomento, scrivere un testo e poi andare al montaggio, e là chiaramente si monta un servizio video. Come avete fatto voi a entusiasmare questi ragazzi, proponendo chiaramente un modo nuovo anche di stare a scuola, di stare insieme, perché chiaramente fare una riunione ristretta, chiaramente non tutti i ragazzi dell'istituto hanno partecipato, ma quelli che hanno aderito al progetto, ci sono punti di vista, modi di vedere diversi quando ci si mette insieme attorno ad un tavolo. Professore, è un collega fra le altre cose, Mario Barbarino. Sì. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io sono un giornalista, oltre ad essere anche un docente di questo istituto. Io ho cercato di trasmettere fondamentalmente la mia passione ai ragazzi, la mia passione per il giornalismo, perché credo che leggere un giornale, occuparsi di informazione sia sempre un mestiere importantissimo. Oggi i ragazzi vivono nell'era della multimedialità, sono bombardati da notizie e spesso hanno anche poca capacità di rielaborare queste notizie. A volte i social inducono anche le nuove generazioni a comportamenti devianti, sicuramente, che non sono da buon esempio per i nostri giovani. A questa realtà invece noi stiamo cercando di mettere davanti a questi ragazzi la vera informazione, l'informazione di qualità, perché sicuramente attraverso l'informazione di qualità i ragazzi possono capire, osservare, riflettere, rielaborare, e quindi realizzare un servizio per il TG e scrivere il testo significa anche dare autonomia e responsabilità ai nostri giovani per renderli protagonisti. Allora, vorrei sentire anche Riccardo Oliveri, che è uno poi dei protagonisti, perché alla fine mi pare di aver visto in video prima mentre andava un anchorman, esattamente. Buongiorno. Buongiorno, grazie a te, un collega. Ma cosa ti ha appassionato a te? Ti è piaciuto, adesso andiamo nel concreto, stare seduto al tavolo e organizzare, mettere insieme il TG, perché poi chi va in onda è quello che raccoglie, no? Che fa la sintesi del lavoro e lo propone, lo offre ai telespettatori, nel caso nostro, voi una piattaforma dove potete chiaramente andare a vedere Studenti Reporter on Air, questo progetto insomma che vi accompagna. Allora, dicevo, cos'è che a te nel caso specifico ti ha un po' più portato ad aderire a questa iniziativa? Allora, mi ha portato a aderire a questa iniziativa soprattutto la voglia di fare, di scoprire il mondo della comunicazione, e mi è piaciuto molto, per esempio, tenere in mano per la prima volta un microfono, una telecamera, e quindi è stata un'esperienza che sicuramente mi porterò nel cuore. Ma vorresti fare il giornalista un giorno? L'anchorman, vuoi fare l'anchorman? Allora, sicuramente ad oggi ho numerose scelte, numerose possibilità, ma ne terrò conto perché mi ha appassionato molto questo progetto, mi ha fatto capire che la comunicazione ad oggi è ostacolata da numerose bufale che troviamo su internet, sui social, quindi si preferisce trovare delle informazioni magari su dei giornali che molto spesso i giovani oggi non comprano e non leggono più. Troppo. Allora, sono due progetti comunque che sono diversi ma sono paralleli, nel senso, voglio dire, che comunque spingono i ragazzi a conoscere, ad avvicinarsi a quello che è questo mondo, il mondo dell'informazione, che è un mondo, come diceva bene prima Riccardo, ha tante insidie, perché è importante verificare la notizia. La fonte della notizia è importantissima, non basta una sola verifica. Un bravo giornalista fa 2, fa 3 contatti, che deve avere almeno 3 fonti
per poter incrociare questi dati e poi dire sì, è vero, possiamo dare questa notizia perché più fonti vi dicono che andiamo in questa direzione. Quello è un progetto diciamo di videogiornale, esatto. Un progetto diciamo che va in video, mentre Studenti Report Online va in onda su questa piattaforma e anche su, mi scusi se l'interrompo, anche su Radio Amore Dance dalle 15 alle 16 manderemo in onda a rotazione tutti i podcast, perché podcast sono, certo. Quindi devo dire anche di altissimi contenuti e di livello di post-produzione fino alla fine del mese. E quindi insomma al giorno, sono due modi di vedere e di avvicinarsi al nuovo modo di fare giornalismo, di fare informazione. Podcast da una parte, un TG proprio vero e proprio realizzato, messo, sono due mondi apparentemente lontani ma molto vicini, perché poi alla fine si danno notizie, si dà informazione, cioè si comunica a chi sta dall'altra parte un evento, un fatto che è accaduto o che potrebbe accadere, ci si prepara ad affrontare. Il tempo diciamo che sta volando via. Infatti mentre ascoltavamo gli amici collegati abbiamo apprezzato così tanto che già stiamo pensando a una terza edizione per rendere complementare questi due filoni che, come diceva lei, sembrano distanti, in realtà non lo sono. Assolutamente. Quindi noi possiamo produrre i servizi e lui li annuncia, visto che è così. Ma la redazione di Val Guarnera che facciamo? La dobbiamo assorbire anche. Quindi sarebbe un piacere. Possiamo mettere insieme praticamente questo grande progetto e magari, perché no, formare veramente dei giornalisti che fra qualche anno veramente faranno questo mestiere e lo faranno su basi certamente importanti, perché avranno acquisito gli elementi, le nozioni che servono poi per scrivere una notizia, perché anche come si scrive una notizia è importante. Mi rivolgo in questo caso, e andiamo a chiudere, al collega Mario Barberino, al docente anche Barberino, perché quando si scrive una notizia ci sono degli elementi essenziali da fare conoscere e da comunicare. La famosa regola delle 5 why, cioè quindi bisogna, ma tutto questo deve essere contenuto in pochissimo spazio, nelle primissime righe della notizia, così il telespettatore, il lettore ha già contezza di quello che sta leggendo. Mario, ci diamo del tu, siamo colleghi, no? Sì, assolutamente. Noi in questa attività siamo agevolati perché all'interno della nostra scuola la dirigente ci ha dato la possibilità di realizzare una vera e propria redazione giornalistica. Noi qui abbiamo tutto, abbiamo le scrivanie, abbiamo i monitor, i PC, computer, abbiamo tutto ciò che serve per essere dei veri e propri giornalisti. E quindi ai ragazzi sicuramente abbiamo parlato delle 5V, del giornalismo anglosassone, abbiamo parlato del lead, dell'occhiello, come titolare un articolo, renderlo più accattivante, ecco, tutti elementi fondamentali per realizzare non solo un giornale ma anche un TG ragazzi, che è quello su cui abbiamo puntato, insomma. Infatti ci siamo anche occupati dei tempi, delle inquadrature, di come confezionare una notizia e come tenere in mano un microfono e una telecamera, che sembrano magari degli elementi semplici, scontati, ma in realtà non lo sono, perché questi ragazzi per la prima volta si sono trovati davanti a una telecamera, davanti a un microfono, e sicuramente la prima volta l'imbarazzo è tanto. Però pian pianino, ecco, esercitandoci abbiamo imparato anche a fare questo. Allora, grazie, buon lavoro a Val Guarnera per questo telegiornale dei ragazzi che possa crescere. Grazie invece qui a Catania, perché torniamo a Catania, a Mirko Viola, a Salvo Messina, perché il vostro progetto di podcast, perché no, come dicevate prima, possa essere integrato, si possa fondere anche con il telegiornale dei ragazzi, e chissà, magari l'anno prossimo ci ritroveremo qui a parlare di un progetto anche multimediale, perché possiamo mettere insieme da una parte la TV, il podcast, magari ci mettiamo qualche altra cosa insieme, un sito di informazione, perché anche i siti internet sono importanti, e allora quello sì che fa rete, si fa la rete, si fa l'informazione. Grazie a Mirko Viola, grazie a Salvo Messina, grazie ancora a Mario Barberino, a Riccardo Riveri che è lo studente che salutiamo, l'anchorman, diciamo,
del futuro. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, abbiamo ancora altri argomenti da affrontare questa mattina. Fra poco parliamo del nostro mare, dell'idrografia e Buongiorno Sicilia continua. Bentornati a Buongiorno Sicilia e adesso davanti a noi si apre la distesa immensa del mare. Lo facciamo con Aldo Monaca, che è il vicepresidente della Società Italiana Idrografia, e a Gioia Indelicato, che è un membro proprio della stessa società. Il prossimo 21 di giugno si celebra la giornata mondiale proprio dell'idrografia. È un tema forse poco conosciuto, poco noto, poco diffuso più che altro fra i non addetti ai lavori, perché gli addetti ai lavori chiaramente conoscono bene la materia. Fondamentalmente, dottore Monaca, a che cosa punta l'idrografia? Che cosa vuole? Qual è l'obiettivo di questa branca, che è una scienza proprio vera e propria? Perché sì, è una scienza multidisciplinare riguardo l'idrografia, ma l'obiettivo principale di questo evento è che l'abbiamo voluto portare qui ad Aciriale in Sicilia, è per dare sfogo, per fare sì che questa parola idrografia non sia una parola non conosciuta, che venga pienamente compresa qual è il valore sia scientifico che anche il valore che può dare alle future generazioni, perché il mare è la nostra futura conquista che dobbiamo operare. Per cui necessitano sicuramente di figure professionali molto attinenti a questo settore. Infatti c'è una figura professionale che è chiamata idrografo, che studia appunto l'idrografia, tutta la parte che riguarda il sottofondo del mare, la colonna d'acqua, anche perché senza idrografia noi non possiamo fare nulla, non possiamo costruire porti, non possiamo far navigare le navi in acque sicure, non possiamo costruire impianti di acquacoltura, non possiamo costruire impianti eolici offshore. Ora qua in Italia che verranno costruiti tanti impianti offshore, quali 37, 39 impianti, ma i tecnici dove sono? Dove sono? Parlo di tecnici base, perché prima di fare un impianto a mare io ho bisogno di sapere cosa c'è a mare, dove devo fare, perché anche magari il luogo riesco ad identificarlo, ma una volta identificata la superficie del mare devo sapere cosa c'è sotto questa colonna d'acqua e nel fondo del mare, nel cosiddetto seabed. Allora, Gioia Indelicato. Sì. Prima il dottore Monaca faceva riferimento al fatto che mancano i tecnici. È vero. Ma chi volesse fare questa professione? Allora, noi come associazione... Come ci si avvicina, come si arriva a fare l'idrografo, come diceva prima il dottore Monaca? Noi come associazione abbiamo notato che effettivamente c'è una lacuna, tant'è vero che organizziamo molto spesso nelle scuole degli eventi per cercare di avvicinare i ragazzi almeno alla conoscenza di questo settore. Fortunatamente abbiamo trovato molti dirigenti scolastici che ci hanno dato l'opportunità, anche perché nei nautici dobbiamo ricordare che non c'è soltanto la professione del marittimo, ma anche quella dell'idrografo, che comunque a livello lavorativo, sia per mancanza ovviamente il mercato ancora non è saturo, ma anche a livello economico può dare loro abbastanza soddisfazioni. Quindi andando al nautico non solo. Noi tra le varie figure che abbiamo dell'eccellenza dei ragazzi riuscite da diverse scuole, quello che risulta più idoneo, insomma, che dà belle soddisfazioni, sono quelli che escono dagli tecnici informatici. Perché noi dobbiamo interfacciare 10-12 strumenti buttati a mare in un unico punto per far sì che su un punto della superficie vengono convogliati una serie di dati, colonna d'acqua, pH, fluorescenza, profondità, tutti i dati che devono essere conglobati, quindi abbiamo bisogno di una rete che questi dati vengano collegati tra di loro. Poi volevo anche notare questo, che il focus point per la formazione in Italia degli idrografi CAT A e CAT B è l'Istituto Idrografico della Marina. A Genova. Perché si divide in due branche, CAT A e CAT B, e tutto questo normato da regolamenti internazionali dell'IHO, l'International Hydrographic Organization di Monaco, dove emana una serie di standard e syllabus in cui dice: tu vuoi fare l'idrografo, devi avere queste conoscenze, queste esperienze e tutto. Ma tutto questo cosa porta per la realizzazione di carte aggiornate su quelli che sono i fondali sì, marini? Voglio dire, la figura professionale che è divisa in questi due settori, che
poi servono per acquisire dati per costruire carte nautiche, ma non solo questo, per analizzare il fondale, se io devo, per fare delle condotte d'acqua, per fare dei cavi sottomarini. Per esempio ora che si parla tanto di quest'opera del ponte sullo stretto, ecco, certo, serve chiaramente servono dei conoscere... idrografici, geotecnici, ma bisogna andare lì sul fondo del mare a indagare, vabbè, con opportuni strumenti, su Bottom, su SideScan, c'è una miriade di strumenti che permettono di analizzare il fondo del mare. Ma serve anche una grande passione per il mare, comunque per i laghi, per i fiumi, perché chiaramente chi si avvicina a questo tipo di lavoro deve avere una passione. Non è una vita facile, perché comunque si sta lontani dalla famiglia, però sono scelte, se c'è comunque una grande e forte passione sicuramente la si fa e ci sono veramente molte soddisfazioni. A giorni voi, proprio il 21 di giugno, vi riunirete, prima faceva cenno lei ad Acireale, per celebrare questa giornata mondiale. Posso dire che alla data di oggi siamo l'unico a livello mondiale di aver sul sito dell'IHO l'evento in programma. Quindi siete avanti, avete precorso i tempi, diciamo così. Perlomeno siamo presenti sul sito internazionale dell'IHO come Acireale che fa questo evento. Ma arriveranno mondiale. Studiosi, arriveranno esperti della materia? Allora, sicuramente c'è il comandante intanto interverrà all'Istituto Idrografico della Marina col direttore l'ammiraglio Massimiliano Nannini, con un saluto, e che hanno gentilmente anche concesso il loro patrocinio, ma oltre a quello invierà un ufficiale superiore del capitano di corvetta caporale che interverrà descrivendo quali sono gli standard per eseguire il rilievo a mare, perché non ci possiamo inventare di andare a mare, buttare lì, ma dobbiamo calibrare gli strumenti, vedere qual è la geodesia, cioè ci sono una serie di dati, una serie di procedure, chiamiamole così, che permettono di poter acquisire dati e che questi dati siano standardizzati e confrontabili con altri. Se viene un cileno a fare dei rilievi qua in questo Italia, le volevo dire, ma c'è una collaborazione a livello internazionale, uno scambio di dati? L'IHO è questo, l'IHO fa questo lavoro, l'International Hydrographic Organization di Monaco, il suo scopo è questo, infatti riunisce buona parte di stati di tutto il mondo per scambiare, per poter diffondere e avere questi dati in maniera aggiornata, quanto più aggiornate e standardizzati. Ma il nostro paese, abbiamo detto prima che magari non ci sono, mancano le professionalità, non ce ne sono tantissimi esperti nel nostro paese, ma a livello internazionale l'Italia come sta messa? Diciamo, che apporto diamo a questi studi noi? Un po' indietro, se dobbiamo essere onesti siamo un po' indietro. Funziona così, gli italiani vanno bene all'estero, non vanno... bene. Purtroppo troviamo più, a livello parlo lavorativo anche, troviamo più soddisfazione andando all'estero, cioè troviamo più sfogo all'estero c'è insomma, tanto si lavoro, punta a fare crescere questo. Però è bello lavorare anche in Italia. È bello lavorare questo nel nostro paese, allora noi auguriamo a tutti voi un buon lavoro, intanto per quello che sarà il convegno del 21. E magari grazie a questa nostra chiacchierata di stamattina siamo riusciti a raggiungere, infatti vi ringrazio tantissimo, la scuola è finita, no? Quindi magari ci sarà qualche giovane in questo momento davanti alla TV, poi sulle nostre piattaforme social andrà in onda la replica, si potrà rivedere la trasmissione, perché no, ci sarà qualcuno che si appassionerà. Che cos'è che fa scattare? Lo chiedo a Gioia, la scintilla per intraprendere questa attività. Ma senza alcun dubbio primo è l'amore per il mare, poi anche il voler contribuire a portare un cambiamento nel mondo, perché dai cavi sottomarini che ci permettono appunto di avere internet tutti i giorni, ai parchi eolici, comunque sia, si fa qualcosa per cercare di migliorare questa nostra vita. Il mare insomma ci dà l'opportunità di crescere. Noi spesso abbiamo fatto vedere anche delle cartine su appunto i cavi sottomarini, cioè c'è un traffico incredibile. Esatto, noi siamo proprio al centro. Ma da noi arrivano e confluiscono. Se volete parlare un po' di cavi sottomarini, noi siamo a completa disposizione. Ne parleremo magari di questo, lo chiederemo, lo faremo con i nostri autori. Intanto grazie al dottore Aldo Monaca, grazie anche a
Gioia Indelicato, che è un membro della Società Italiana Idrografiche, mentre il vicepresidente è proprio il dottore Aldo Monaca. Grazie per essere stati con noi questa mattina. Noi fra poco parleremo d'altro, perché nella nostra mattinata c'è proprio di tutto. Continuiamo a parlare in qualche modo dell'applicazione della scienza anche nell'alimentazione, con un progetto che riguarda le pale del fico d'India, cioè come si possono ottenere nuovi prodotti anche dal fico d'India. Un'idea di mia moglie. Tutto questo fra non molto a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo, buongiorno e bentrovati a Buongiorno Sicilia. Dottore Carmelo Danzi, benvenuto, che è Innovation Broker di eBioScart Plus. Adesso, prima ho anticipato che ci saremmo occupati di fico d'India, però cerchiamo di centrare il tema, perché fico d'India c'ha questo frutto che sta dentro questa buccia che è ricoperta di spine, che a tutti noi fa disperare, perché serve molta attenzione per non pungersi, per poter poi assaporare quello che è una meraviglia veramente. Cioè, il fico d'India è tipico proprio della nostra zona, anche se nasce da un'altra parte del mondo, è importato anche da noi. Allora, l'idea qual è? Che cosa volete fare con questa buccia? Perché il frutto e lo consumiamo noi, e poi? Ma il fico d'India intanto nell'immaginario collettivo è divenuto negli ultimi 30 anni una rappresentazione della nostra regione, no? Al nord Italia identificano molto spesso i nostri territori con questa pianta che è riuscita a colonizzare, diciamo, gran parte del nostro territorio. Negli anni i condizionatori, gli imprenditori ficodindicoli sono riusciti a valorizzare il frutto, tuttavia si poneva un problema, quello della valorizzazione del prodotto non idoneo alla commercializzazione, che rappresentava per le aziende un vincolo, rappresentava un costo. E allora noi abbiamo pensato come invertire la tendenza e trasformare questo vincolo in un'opportunità economica, come nell'alveo dell'economia circolare. Abbiamo preso questa buccia e abbiamo pensato, in un'epoca di difficoltà economica per l'imprenditore, che sempre più spesso è in difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime per il suo ciclo produttivo, di permettere a questo soggetto, con un know-how semplice all'interno dell'azienda, di rendersi autarchico, autonomo, e quindi produrre due nuovi fattori produttivi. Dalla buccia produrremo un mangime, un alimento per ruminanti e un compost per i vegetali. Adesso ci spiega magari come si fa. Tutto questo chiaramente attraverso anche l'assistenza, la collaborazione di studiosi, no? C'è l'Università di Napoli, c'è l'Università di Palermo che contribuisce, e c'è chiaramente, ci sono 4 aziende che fanno parte di questo progetto. La capofila è la Big Fruit, se non dico male. Però è chiaro che servono dei macchinari per poter fare quello che lei prima ci ha illustrato. Certamente. Dice bene, questo progetto intanto viene finanziato dal PSR Sicilia, misura 16.1, è un progetto di trasferimento scientifico con fondi europei. Noi mettiamo in piedi un partenariato che le ha appena descritto, e con l'ausilio dei detentori dell'innovazione, quindi una ricerca di base, una ricerca fondamentale, noi trasferiamo questa ricerca, non ci occupiamo di implementare ricerca di base, e in qualche modo senza l'ausilio di particolari macchinari, quando dicevo prima con un know-how semplice e accessibile, mettiamo nelle condizioni l'imprenditore agricolo, l'agricoltore, di valorizzare questa buccia e trasformarla in due nuovi servizi. La cosa più entusiasmante è che noi vogliamo raggiungere il consumatore finale, quindi da un lato diamo il mangime ai ruminanti, dall'altro lato otteniamo un formaggio. Questo formaggio sarà arricchito di indica xantina, che è un pigmento molto interessante e salutistico, e questi formaggi verranno comparati e somministrati al consumatore finale con l'ausilio delle neuroscienze. E qui volevo arrivare, perché adesso il marketing si è talmente affinato, per cui praticamente questi test d'assaggio, no, di palato, vengono studiati anche a livello di emozioni, sensazioni che vengono riprodotte dalle papille gustative. Assolutamente, perché in buona sostanza il consumatore pensa una cosa e ne dice un'altra.
Con l'ausilio delle neuroscienze noi cogliamo obiettivamente l'impressione nel momento dell'assaggio del consumatore, la cristallizziamo e in qualche modo la consegniamo alla scienza del neuromarketing e quindi alla produzione di nuovo valore aggiunto, a quella scienza che deve in qualche modo veicolare, convincere nel senso più autentico del termine il consumatore verso una scelta originale, verso una scelta anche se vogliamo etica, no? Perché non dimentichiamoci che nel momento in cui si parla di economia circolare, nel momento in cui si parla del solco S3, degli investimenti comunitari, noi stiamo parlando in buona sostanza di un approccio pig-like, di un approccio solvente free, green, sostenibile, e quindi stiamo parlando di tutte quelle applicazioni che rendono sostenibili le attività produttive e quindi a costo zero, se vogliamo. Diciamo che ormai il vostro progetto è nella fase finale, no? Perché sta per essere, come dire, entrare nella fase operativa. Entrerà fra qualche giorno, sabato. Di fatto. Dice bene, è nella fase finale della partenza, nel senso che sabato prossimo alle ore 10:30 presso il Faro di Capomulini ci sarà l'avvio del progetto con un evento all'interno del quale i relatori avranno la possibilità di dissertare sui vari argomenti, e alla presenza di autorevoli opinion leader noi detteremo la roadmap da qui ai prossimi 12 mesi. Il progetto si concluderà verosimilmente a giugno del 2025 e le attività sono entusiasmanti, le sfide che ci aspettano altrettanto, e noi siamo fortemente fiduciosi di poter incidere, apportare un valore aggiunto nella collettività, nel sistema produttivo siciliano. Questo progetto lei sottolineava come arriva in un momento in cui le aziende, molte aziende sono in sofferenza, aziende che lavorano nelle campagne perché c'è la crisi chiaramente legata alla siccità, c'è questa ormai praticamente si hanno difficoltà non solo a dare acqua ai campi ma anche ad alimentare, diciamo, il bestiame, quindi sono moltissime aziende che vivono un momento tragico, ce ne siamo occupati spesso nei nostri telegiornali. Magari qualche azienda potrebbe diversificare, dico io, quello che è la loro attività in questa fase di grande difficoltà e guardare al futuro, non abbandonando quello che sta facendo, ma magari crescere con questa nuova iniziativa, con questa nuova proposta. Assolutamente, la ringrazio per la riflessione perché mi dà la possibilità di centrare il vero autentico obiettivo di questo trasferimento. In un'epoca, dicevamo, all'interno della quale l'azienda agricola soffre di fattori produttivi perché da un lato questi fattori produttivi subiscono l'inflazione del prezzo, dall'altro lato il frutto della produttività di queste aziende agricole è stagnante nella lievitazione di questo prezzo. Ecco che i due argomenti, i due fattori non fanno altro che assottigliare la marginalità, l'utile d'impresa. Questa azienda si vede sempre più schiacciata nelle proprie possibilità economiche e quindi noi conferiamo all'imprenditore agricolo la possibilità di non rivolgersi all'ambiente esterno per l'approvvigionamento degli strumenti del lavoro, ma di crearseli da sé. Guardi, è il futuro, l'Unione Europea ci dà questo indirizzo, ci indica questo sentiero, ci dice prima ancora di delineare il percorso che dovranno seguire i nuovi imprenditori agricoli, i nuovi insediati. Questi sentieri creiamoli insieme, investiamoci, e noi tutti, il mondo universitario, l'Università Federico II di Napoli, la professoressa Cutrignelli che è la responsabile scientifica, tutto il partenariato siamo chiamati a dare una risposta concreta, incisiva e decisiva rispetto a questa mission che ci viene consegnata dall'Unione Europea. Allora io ringrazio il dottore Carmelo Danzi per il suo intervento. Grazie. Ricordiamo che è Innovation Broker di EBIOSCART Plus. Buon lavoro, grazie. In bocca al lupo. Crepi. E noi ci fermiamo ancora, fra poco torniamo, però parleremo d'altro, ci rivolgeremo alle stelle con Marco Amato e intanto guardiamo il nostro almanacco. Il 12 giugno è la giornata internazionale contro il lavoro minorile. Fu lanciata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ILO, International Labour Organization, nel 2002, per porre l'attenzione sulla diffusione globale del lavoro minorile e sulle azioni da intraprendere per eliminare il fenomeno. Quante volte vi sarà capitato di sbadigliare e notare che qualcuno accanto a voi ha fatto lo stesso? Lo sbadiglio è contagioso, si sa.
Ecco la spiegazione. Secondo gli studiosi, stimola i riflessi della corteccia motoria primaria, l'area che controlla i movimenti corporei. Se si vede qualcuno che sbadiglia, difficilmente si resiste a questo impulso istintivo. E allora adesso, come detto, come anticipato, ci rivolgiamo alle stelle. Per farlo abbiamo il nostro esperto Marco Amato. Buongiorno, pronto Rico, la sua tazzina? Buongiorno, bentrovati, buongiorno Manuela, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno. Una tazzina particolarissima, sì, con un ritratto. Con un ritratto. No, beh sì, c'è più, è una tazzina a cui particolarissima. Tengo tanto perché è del grande maestro De Simone padre, è degli anni 70 ed è proprio fatta a mano proprio da lui, dal suo estro, dalla sua fantasia. Ne approfitto per salutare Susanna e Margherita, con le quali ho avuto la fortuna di nuotare, le sue figlie. Ora queste e tante sue altre opere sono state musealizzate. Il signor De Simone ci ha consegnato un'arte della ceramica in Sicilia veramente eccezionale, e di questo volevo ringraziare. Allora ragazzi, oggi ho messo sotto i riflettori delle stelle una logica vincente di un segno zodiacale che, come ho annunciato tutto l'anno, ha avuto un suo cursus decisamente molto positivo e progressivo. Ho scelto proprio il segno dell'Ariete. A incarnarlo ho pensato proprio a Joliet. Joliet, che ha sbancato letteralmente durante il Festival di Sanremo, che abbiamo seguito con particolare attenzione dalle stelle, a Buongiorno Sicilia, e che è stata un po' egemone in termini di share in questo senso. Joliet infatti è un rapper seguitissimo ed propone proprio in questi giorni l'uscita del suo attesissimo album, che si chiama Dio lo sa. Ebbene, questo titolo alquanto biblico e molto forte propone dei pezzi decisamente molto interessanti, di cui uno addirittura è dedicato a El Pipe d'Oro, ovvero a Maradona, girato peraltro proprio nello stadio di Napoli. Quindi Joliet ha voluto fare omaggio sempre a questa sua radice autoctona, e che con la forza dell'Ariete viene fieramente espressa. L'Ariete infatti è stato un segno zodiacale che, seppur ha avuto delle difficoltà all'inizio dell'anno, vincente è stato, come tutti i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, che quest'anno hanno un climax ascendente che li porta assolutamente a cambiare le loro vite, a confermare le loro posizioni e anche a realizzare i loro desideri tanto inseguiti. Quindi è finita un po' la panchina, per dirla in termini calcistici, per i segni di fuoco, che ora si riattivano tutti. Quindi in bocca al lupo ad Ariete, Leone e Sagittario. Dunque, uno sguardo alle stelle oggi però ci propone una diatriba planetaria che ha a che fare con due dei dell'Olimpo molto curiosi e diversissimi tra di loro, ovvero l'austero e vecchio Saturno, dio del tempo, e Mercurio, più veloce e argento vivo, dio della comunicazione. Ebbene, entrambi sono in quadratura, ma la logica vuole che il sapiente Saturno questa volta dovrà dare ragione al diplomatico Mercurio, che invece vuole porre le ragioni per i segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, rispetto a quelli che sono gli antichi schemi e gli antichi legami di cui liberarsi. È il tema della giornata zodiacale. Quindi gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario romperanno dei vecchi schemi per abbracciarne di nuovi. In particolare l'Acquario è sempre il più portato per questo meccanismo, mentre invece la Bilancia lo fa, ma in termini sentimentali. I Gemelli, che sono i protagonisti del momento dello zodiaco, possono applicare questo schema a tutto campo. Se va bene all'aria, pure ai fuoco. Quindi Ariete Leone è meno Sagittario, perché questo aspetto è opposto e quadrato al Sagittario, ma Ariete e Leone hanno sicuramente voglia di dire qualcos'altro, di fare qualcos'altro e di buttare via il vecchio. È un po' un nuovo capodanno per questi segni zodiacali. Cosa fanno i Terra? I Terra pensano un pochino più in maniera conservatrice, quindi Toro, Vergine e Capricorno avranno più difficoltà a lasciare andare delle cose, ma meno di tutti il Capricorno, che quest'anno risulta innovativo e molto avventuroso. Quindi bravi Capricorno, che quest'anno avete stupito un po' tutta la ruota zodiacale. Cosa fanno gli Acqua?
Scorpione e Pesci, sentimentali dello zodiaco. E beh, per quanto a malincuore questi segni zodiacali accettano di lasciare andare qualcosa, lo fanno sempre per fare spazio nel loro cuore a qualcos'altro che arriva. In particolare il Cancro, che probabilmente lascerà un posto, un'occupazione, per abbracciarne un'altra e per essere più vicino agli affetti di casta, quelli di radice. Mentre invece lo Scorpione lascerà alcuni impegni privilegiandone altri, proprio perché i suoi progetti sono sempre ambiziosi. I Pesci sono disposti a lasciare tutto per amore o per benessere familiare di chi amano, ma anche per progredire lavorativamente, visto che Saturno è proprio da voi. Saturno, vi ricordo, è anche il pianeta del lavoro, quindi in bocca al lupo ai Pesci. Signori, detto questo, vi auguro una splendida mattinata e una buona giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco. Adesso andiamo ai quotidiani con una curiosità, Emanuele. Sì, c'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera a Valeria Golino, una delle attrici più sicuramente talentuose del nostro cinema. Lei ha vinto più volte i David di Donatello, il Nastro d'Argento, la Coppa Volpi. Adesso la vediamo nei panni di regista in questa L'arte della gioia, una serie tratta dal romanzo omonimo di Goliarda Sapienza, e lei al Corriere ha raccontato una serie di aneddoti, per esempio per quanto riguarda la sua esperienza negli Stati Uniti, parlando di Julia Roberts ha detto: mi soffiò 2 film, e parla come una macchinetta. Invece Tom Cruise, con il quale lei ha recitato nel film Rain Man, ricorderai, con Dustin Hoffman, uno straordinario Dustin Hoffman, dice: regalava quadri. E poi ancora: amo i miei attori, ma ogni tanto faccio cazziatoni. Ecco, questa è lei dietro la cinepresa, esatto. E poi per quanto riguarda i suoi amori, dice: se non ci si è fatti del male deliberatamente, poi ci si vuole ancora bene, con Bentivoglio, Fabrizio e Riccardo Scamarcio, e così. E poi ancora lotto per la parità salariale, ma rifiuto le quote rosa. Questo è un ritratto appunto di Valeria Golino oggi sul Corriere. Grazie, allora andiamo indietro nel tempo. Il 12 giugno del 1667 Jean-Baptiste Denis, medico di Luigi XIV, pensa, effettuava la prima trasfusione di sangue. La pratica comincia a diffondersi, anche se utilizzando all'inizio del sangue animale. Il 12 giugno del 1839 la leggenda vuole che un militare statunitense abbia inventato in questo giorno il baseball. In realtà la nascita sembra molto più antica, ma di sicuro a lui si deve la prima codifica delle regole di questo gioco. Il campionato di baseball più seguito in assoluto è quello naturalmente statunitense, cioè la Major League Baseball. E poi il 12 giugno 1849 nel Kentucky Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. La vediamo proprio il prototipo in questa foto. Nata con l'intenzione di proteggere le vie respiratorie dalle polveri, diventa poi uno strumento difensivo nella prima guerra mondiale, quando i tedeschi cominciano ad usare gas asfissianti. 12 giugno 1922 nasce Margherita Hack, insigne scienziata e divulgatrice. Ha speso, eccola la foto, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica, temi che animarono il suo parallelo impegno in politica. E il 12 giugno del 42, per il suo 13° compleanno, Anna Frank, la stiamo vedendo, riceve in regalo un diario con la copertina a quadretti rossi. Il diario diventerà per lei Kitty, l'amica che non ha, e su cui comincia a scrivere della sua famiglia, dei suoi amici costretti a vivere da clandestini per sfuggire alle persecuzioni naziste e ai campi di sterminio. Diventato un bestseller, il diario originale oggi è custodito presso la casa di Anna Frank ad Amsterdam. Nel 1981 Indiana Jones debutta sul grande schermo, ultimate le fatiche di guerre stellari. George Lucas sfornò il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare appunto nella storia del cinema di avventura, quella di Indiana Jones. E poi il 12 giugno 1989 Angela, la mamma di Cesare Casella, rapito da 17 mesi dall'anonima sequestri calabrese, si incatena sulla piazza di Locri per denunciare l'assenza dello Stato e l'incapacità di combattere la criminalità organizzata. È uno dei più lunghi sequestri di persone avvenuti in Italia, è durato poco più di 2 anni, 743 giorni. È il 12 giugno del 1968 a Udine nasceva Francesco Renga, voce dei Timoria prima, solista poi, il cantautore
lo stiamo vedendo in questa immagine, scalò il successo con diversi brani e raggiunse l'apice nel 2005. In quell'anno infatti vinse la 55esima edizione del Festival di Sanremo. Non era certo la prima volta che comunque Renga si esibiva sul palco dell'Ariston, ma solo nel 2005 riuscì a trionfare. Il brano che gli è valsa la vittoria, il titolo abbiamo anche sentito in sottofondo, Angelo, delle parole dolci, colme di affetto, non poteva che rivolgere proprio alla figlia, che era nato solo un anno prima, Yolanda. E allora ci salutiamo con Angelo, grazie, una buona giornata da Buongiorno Sicilia, grazie ad Emanuela. Grazie Angelo, a domani. A domani.